Buonasera ragazzi, il tempo sta per accusare un altro brutto colpo. In effetti già nelle prossime ore ragazzi la situazione è destinata a peggiorare. Pure qua in Campania, perlomeno qui a Salerno da me, già il tempo qui già sta cambiando, quindi già da ore e ore si sta annuvolando, anche se non sta facendo la verità. Quindi diciamo che ci sarà un forte ritorno delle correnti di Bora sui versanti adriatici che continueranno a mantenere le condizioni diciamo un po' ancora stabili in alcune parti, quindi perciò forse non sta piovendo oppure sta mantenendo, diciamo così. In effetti già fra poco ragazzi, specialmente a sud, Calabria, Basilicata, Campania, ci saranno temporali sparsi. Poi, diciamo, verso la mezzanotte in poi, ragazzi, il maltempo, come già vi avevo detto, sarà concentrato a nord, quindi Piemonte, Lombardia e tutte queste regioni qui. Quindi in effetti dopo la mezzanotte diciamo che il tempo è destinato diciamo, a peggiorare. Non so chi è questo Marco Bini, ma comunque ciao ciao. Quindi in effetti ragazzi la situazione dovrebbe peggiorare. Sì, lo so Elena, qualcuno sta, come vedi, questo qua non è neanche arrivato, vaffanculo, invece da scrivere, l'ho cancellato subito subito, quindi perde solo tempo e account, quindi non mi interessa di quello che dicono, quindi io ci metto un secondo a cancellarlo, quindi peggio per lui. Se non vuole vedere il canale non ci venire, no, è facile. Diciamo ragazzi che il forte peggioramento sarà nella notte al nord, come già avevo detto nel video precedente, solo che sembra che la situazione sia già in anticipo rispetto a come si era previsto, quindi già nelle prossime ore si avrà quel peggioramento che in effetti doveva avvenire, diciamo, verso la mattinata di domani mattina, quindi verso le 4 e le 5 ci stava questo peggioramento al nord, poi al centro e poi al sud. No, ma guarda, ma non è, il fatto è che io non entro in un video di una persona in live e scrivo vaffanculo, non mi permetterei mai, quindi se a te non ti piace guardare i miei video vado da un'altra parte, non è che... Ma non lo so, già l'ho cancellato, quindi il canale mio non lo vede più, quindi non è questo il problema, perdono solo tempo, quindi... Ma sai quanti ce ne ho bloccati, Elena? Secondo me... Ho perso il conto, forse 1000, 2000, non mi ricordo perché ci sta una parte diciamo nel mio YouTube dove stanno tutte le persone bloccate, quindi ne vedo proprio a centinaia, migliaia, non lo so, non vengono numerate, però ci sta una pagina dove stanno tutti quelli che io ho bloccato in effetti, che con i loro account o falsi oppure incominciavano a insultare o tutto, quindi vanno a finire in questa pagina, diciamo che così non possono più accedere al mio canale o vedere qualche video mio, quindi al finale se non ti piace quello che dico cambia canale, che ti costa, no? Va a vedere è un'altra cosa. Quindi diciamo ragazzi, no, no, in effetti Mauro, quello che arriverà è quello di stanotte, in effetti, questa è la rimanenza dell'uragano. Diciamo, diciamo questo ciclone che sta arrivando tra stanotte e domani, diciamo la giornata di domani, è quello che è rimasto dell'uragano Lorenzo. Quindi in effetti questo vortice ciclonico è dovuto proprio a lui, però nulla di che, quindi un maltempo diciamo non chissà che. Ma non lo so, guarda, dopo devo controllare un attimo, perché qua hanno il vizio di hackerare, no hackerare, in effetti copiare i nomi. Però poi se rifletti bene ci sta sempre una differenza, tipo l'omino dentro, capisci? Oppure c'hai iscritti, tu hai 3 iscritti, lui 0, quindi
c'è sempre una differenza tra due acconti, diciamo, che hanno pure lo stesso nome, quindi fai attenzione Mauro, quando si forma un cerchio può essere anche una tromba d'aria, quindi cerca di stare lontano perché quella dura poco ma è rapidissima, quindi quella vola subito. Ciao Alessandro, sta a posto? Quindi, ciao Rosa, quindi ragazzi già il tempo sta peggiorando. Vabbè, grazie, ci stanno sempre al finale, ma è sempre la stessa persona, quindi con nomi diversi non cambia nulla, però che dobbiamo fare? Al finale io so che ci stanno altri due account. Io no, io sto a Salerno, ho fatto il video poco fa, è tutto nuvoloso, scuro, sia da questo lato qui che al lato del mare che dall'altro lato dove sta solo la montagna, quindi è scuro scuro proprio, ma non piove. Pure, no, qua non dico proprio nero nero, però ci stanno nulla Alessandro, in effetti stavamo dicendo di uno che passa su come ho fatto la diretta, uno ha scritto vaffanculo, ho detto questo proprio non tengono niente da fare che andare sui canali a offendere le persone, quindi l'ho subito bannato e l'ho bloccato diciamo l'account. Ma fai attenzione Rosa, domani hanno dato, stasera e domani hanno dato proprio allerta diciamo, in Sicilia, quindi forti piogge e nubi fragili, quindi fai attenzione a quando ti sposti, perché hanno dato proprio forte maltempo in Sicilia, quindi fai attenzione quando ti sposti. Ma pure stamattina ho fatto il video, da una parte ci stava un cielo più, come ho detto io, a pecorelle, dall'altra parte era nero, quindi. Ma no, Alessandro, io subito ho fatto, io ho premuto il dito e ho cancellato dal canale, non è che mi metta a litigare sul canale, tu, vaffanculo io, che facciamo i bambini. Quindi, in effetti subito l'ho bannato dal canale, quindi adesso. Ma non lo so, dopo ti controllo Elena, quindi in effetti so che la persona, quella che è sempre la famosa signora, sì sì questo è vero, grazie, ancora c'ha due account sul mio canale, io lo so che è lei, solo che finché sta zitta e non dà fastidio non faccio nulla, poi se incomincia a sclerare come dico io, blocco pure gli altri due account che tiene. Lei si pensa che non lo so, ma io lo so benissimo chi è lei. Non ha capito che io prima di fare questo io ci lavoravo con i computer. Ma no, grazie, ma guarda, è una cosa pazzesca. Sì, secondo me sì, se il clima continuerà così, penso che prima o poi, non dico che, ma l'Italia si, diciamo, cambierà, sì, diciamo, tipo come i tropici, quindi diciamo che diventeremo un po'. Sì, 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 era vera, non dico mai bugie, poi in effetti di bugie qua sopra non è che se ne dicono tante, in effetti solo quando si parla di Nibiru, queste cose qua, allora lì il dubbio ci sta, quindi quando parliamo di Nibiru, pianeta X, queste cose qua, allora lì il dubbio ci sta, però quando si parla poi di meteorite, asteroide, queste qua sono cose che io vado a prendere serio, cioè vere. In effetti invece se parlo di Nibiru, diciamo, lo so, grazie, guarda, io c'ho una causa in corso con questa signora che a breve credo che farò, quindi in effetti il caso ci sta aperto già, è un anno e mezzo, fra poco il giudice farà, diciamo, la causa, quindi finiremo sta tarantella, diciamo, però la colpa, guarda, io la do a YouTube perché YouTube non protegge, diciamo, gli account, diciamo, il tuo account, il mio account, gli account degli altri, cioè deve mettere un limite.
Allora, una volta fatto 2 o 3 account, il tuo numero oppure il tuo IP deve essere bloccato. Io la colpa la do pure a chi sta di sopra di noi, perché non puoi permettere di fare 10 account, 20 account, 30 account. Io ad esempio ce n'ho uno solo, lo uso per YouTube e per tutto. Quindi in effetti ci dovrebbe essere un limite. Perché giustamente io questo l'ho fermato secondo me 100-200 volte e questo ha fatto 300 account falsi. Quindi email nuove e tutto. Sì, ma io guarda, io quando l'ho segnalata la prima volta si chiamava Alessio Morro. Pensa un po'. Ah, prima a me era proprio nuova inizialmente, quindi stiamo parlando proprio. Però al finale non importa, quindi al finale purtroppo la giustizia italiana è sempre lenta, ma si sa quante volte ho bisticciato con la polizia, ma è inutile proprio andare là a fare sempre questioni. Ma l'ultima volta, no, l'ultima volta mi sono bisticciato, ho fatto correre la corte di Cristo, ti giuro, adesso ho fatto correre tutti e tutti. Ho fatto un casino in questi giorni ultimamente che a momenti arrivava pure il sindaco di Salerno arrivava. Ho detto tanto me la cacca, ho detto in napoletano per quando risolvete sta situazione. Ho detto se facciamo noi giustizia e ci arrestate, se veniamo da voi. Sì, ma gliel'ho detto, grazie. Se succede qualche cosa, ci venite ad arrestare. Se invece ci molestano a noi, voi non fate nulla. Cioè, in effetti io quando avevo il circolo, grazie, io ho avuto un bar per 12 anni che l'ho sempre detto. Quando io avevo il gioco, diciamo, dove giocavano le persone, sai che il gioco è vietato purtroppo, quindi il gioco d'azzardo è vietato. Quando venivano da me e mi contestavano un reato, io ho pagato e ringraziato. Quindi Macchiore questo non lo devi fare, verbali, non verbali, li ho pagati tutti, quindi ho osservato la legge, quindi ho pagato la mia, diciamo, i miei sbagli li ho pagati, no? Adesso, quando. Ma non lo so Mauro, non lo so. Invece adesso ho detto voi aspettate prima, ma poi mai non la considero, io te l'ho detto, io giovedì sono andato proprio come Sandokan più o meno in questura. Tant'è vero che sono corsi ma proprio parecchi parecchi, quindi ho fatto correre addirittura l'igiene mentale, quindi pensate un poco che ho fatto proprio un macello proprio. Sì, sì, ma pure qua adesso comunque già stiamo mettendo una maglia un po' più pesante perché comunque si sente che l'aria è cambiata. Quindi diciamo grazie al finale ho fatto un casino esagerato. Gliel'ho detto, vi do 15 giorni di tempo per chiudere sta cosa. Ho fatto correre quest'ore, tutto ho fatto correre. Ho detto 15 giorni di tempo, poi dopo io avevo fatto un'email alle Iene che mi avevano pure risposto alle Iene a me, quelli d'Italia 1. Ho detto solo che dovevano avere il mio consenso, in effetti, quindi non l'ho fatto perché non voglio fare ancora casino su casino. Però ho detto, visto e considerato che la legge italiana non riesce a risolvere il caso, ha detto allora chiamerò le Iene. Io in effetti l'ho chiamato tempo fa, quando è successo già più di un anno fa, quindi dopo già 4-5 mesi che non si risolveva la situazione. Qua stiamo un anno e mezzo mo'. Quindi mi risposero che quando volevo loro potevano venire e andare a fare l'intervista. No, io ho mandato le mail, in effetti le Iene verrebbero qui e si andrebbe nel tribunale. No, si andrebbe in tribunale dal giudice della questura a dire perché dopo un anno e mezzo il caso ancora non è stato chiuso. In effetti le Iene questo farebbero in effetti, quindi andrebbero da questore
e dal giudice a dire: signore, scusatemi, ma come mai dopo un anno e mezzo di minaccia, di stalking, ancora non state così voi? Quindi, diciamo, metteremo un po' in agitazione la situazione mediatica, diciamo. Quindi poi c'ho un'amica di cronache di Salerno, quindi la farei mettere anche sui giornali e quindi farei un po' di casino a Salerno in effetti, quindi mettere su Italia 1 su Salerno, quindi il questore poi sarebbe costretto per forza maggiore a vedere che deve fare. Io gliel'ho detto che non voglio arrivare a questo, ma se non si risolve farò così. E poi vediamo se non si muovono. Solo così posso muovere un po' la situazione, capisci? Quando parli per loro, purtroppo dobbiamo prendere indagini, dobbiamo andare così, si deve fare questa procedura, si deve fare così, la procedura, poi non ti preoccupare, poi non guardare che andiamo lenti, poi questa pagherà per tutto, la situazione penale. Ogni volta è sempre la stessa storia così, in effetti il giudice ti dice che adesso faremo la causa, poi la signora è questa qui, poi devo prendere l'avvocato penale perché la causa è penale. Un casino proprio, esagerato proprio. Allora io mo che sono andato a fare l'11ª denuncia, in effetti ho detto: guardate, io vi do 15 giorni di tempo, se ancora ho fastidi io chiamo le Iene, mi metto d'accordo e vengo con le Iene, vengo da voi e poi parlate a loro e spiegate come mai dopo un anno e mezzo non si è risolto il caso. Quindi non lo dite più a me, ma spiegatelo a quelli di Canale 5. No, no, nulla Alessandro, nulla, nulla. In effetti non mi costa nulla, no. Le Iene vengono gratis, l'avvocato l'ho messo in patrocinio gratuito, quindi non mi costa nulla, nulla di che. Al finale non mi costerà nulla proprio a me. Quindi le Iene verranno anche loro per farlo uscire su Italia 1, su Canale 5, dove stanno loro, non mi ricordo. Io mi ricordo che ho mandato un'email, avevo spiegato il fatto come era e mi avevano detto che potevano venire a fare l'intervista. No, ma guarda, grazie, quelle parolacce che ti ricordi che stavano scritte, io le ho tutte protocollate una per uno. Ce l'ha il giudice e ce l'ho pure io, quindi ce l'ha la questura e ce l'ho pure io. Ce l'ha l'igiene mentale e ce l'ho pure io, quindi in effetti ce l'hanno il giudice. No, non c'è il giudice, ci sta l'igiene mentale e ce l'ho io, questi fascicoli. Io ti sto parlando dell'inizio proprio, grazie, di quando si chiamava Alessio Morro. Pensa un po', stiamo parlando proprio dell'inizio. È venuta una sola volta, è venuta in effetti, quindi poi no, non è venuta più. Una sola volta è venuta sotto casa, poi no. Però ragazzi, purtroppo stiamo aspettando, mo ho dato 2 settimane di tempo, poi faccio vedere che faccio succedere a Salerno. Ci divertiamo un po' con le Iene a dare dal giudice e dalla questura poi. Così semmai spiegano a loro il perché non si muovono. Visto che a me ogni volta se ne escono sempre con queste battute, poi lo sai, dobbiamo fare così, dobbiamo fare così, dobbiamo fare così. Voglio vedere se pure alle Iene dicono così. Ma io non sapevo che era lei, Grazia. L'ha detto dopo, l'ha detto. Lei in effetti è venuta qua e si è presentata come una vittima di questa signora, capì? Non pensavo che era lei, poi dopo l'ha detto, capì? Sì, sì, l'ho vista, sì, sì. Però ripeto ragazzi, questo è un caso proprio disperato. È venuta qua grazie dicendo che era minacciata da questa persona, che per colpa mia sul canale veniva molestata da questa signora, in realtà era lei poi al finale. Pensa un po'. Quindi ragazzi, un casino. Ma allora, guarda,
A me non piace, sinceramente. Quindi non sarà pure una bella donna, però non è il, a me non piace. Quindi non confondiamo, una cosa non è detta che ti deve piacere, capisci? Io non è solo perché vedo una bella tutta truccata, preparata, dico no, è una bella donna e mi deve piacere, no. Una, può essere pure una brutta e a me mi piace, quindi a me diciamo non è questione di bellezza esteriore, bellezza, non mi serve il quadro bello, già ce l'avevo prima il quadro bello, senza offesa se andate su Facebook andate a controllare le mie vecchie foto e vedete chi stava vicino a me, vi rendete conto? No, in effetti no, io in effetti se andate a vedere su Facebook che uno certe volte dice ma una è bella, una è brutta, andate sul mio Facebook, andate a vedere indietro con le foto e vi renderete conto che io stavo con uno, come il ragazzo diceva, bionda, occhi azzurri, alta, e a me era così uguale, solo come dice Grazia, è un quadro è bello ma non appena, non ballo, quindi non mi interessa la bellezza esteriore. Se poi dentro ci sta il marcio è inutile sta che fuori è bella, quindi non devo guardare quello che sta fuori ma quello che sta dentro, che mi serve una che è bella e poi dentro è marcia. A me non interessa proprio l'estetica, oppure sì, è vero che l'occhio vuole la sua parte, sì, però fino a un certo punto poi non conta. Diciamo, se sei bella fuori e poi dentro sei combinata male, e a che ti serve? Quindi non giudico in base alla bellezza, partiamo da questo. È capace che se mi mettete due ragazze vicino, una brutta e una bella, io scelgo quella brutta. Sì, sì, ma comunque è maltempo, eh. Anche qui sta cambiando un po', diciamo, la situazione. Secondo me, se non salta la corrente, ma poco ci manca. Quindi diciamo che secondo me fra poco, ragazzi, qua davvero incomincerà. Ciao Alessandro, buona serata. Vabbè, ma non lo so, guarda, dicono tutti quanti di sì, ma si deve vedere, Aldo. Non lo so, tutti quanti hanno detto che sarà un inverno precoce, però. Ciao Peppi, pure. Ciao Peppi, sta leggendo. Sì, sì, può anche a te. Poi ragazzi, buonasera a tutti, mi vado a fare pure io un caffettino così ci riprendiamo da questa giornata che sta un po' cupa, proprio pesante, eh. Quindi mi devo svegliare ancora di più perché questa giornata pare che ti fa stare come uno scemo, come dico io. Mamma mia. L'inverno è bello da una parte, però da una parte è proprio ammorbante. Ok, ciao ragazzi, ciao Germini, ciao, grazie, ciao a tutti.